Sono arrivati in colonna dalla Feltrina e dalla Pontebbana per poi riunirsi sulla circonvallazione esterna del centro di Treviso. Il corteo di una quarantina di auto ha percorso a velocità ridottissima tra mezzogiorno e l'una per un paio di volte il PUT. È la nuova forma di protesta messa in atto dai piccoli soci di Veneto Banca e Popolare di Vicenza contro la cessione dei due istituti a Intesa San Paolo e il conseguente azzeramento totale delle loro azioni già ormai prosciugate al valore di 10 centesimi. A rappresentare i piccoli azionisti Andrea Arman del coordinamento Soci, Associazioni Banche Popolari Venete Don Torta. Noi non abbiamo cercato di rallentare solo il PUT, siamo partiti con due colonne, una da Feltre e una dall'area del Coneglianese, per sensibilizzare l'intero Veneto su un problema che non è un problema solo dei risparmiatori, ma è un problema di tutti, peserà sulle nostre tasche, peserà su tutta l'economia del Veneto. Dobbiamo svegliarci, quello che sta accadendo è un'aggressione all'economia, alla dignità e al futuro della nostra terra. Cartelli contro il governo ladro esposti sul parabrezza o sventolati dal finestrino, clacson, slogan ridateci i nostri soldi. La manifestazione su quattro ruote ha lambito il centro della città, qualche mugugno da parte degli altri automobilisti rallentati, ma soprattutto molta solidarietà. Mentre il decreto governativo sulle banche venete ha incassato il sì della Camera e passa ora al Senato, i piccoli azionisti non si arrendono e chiedono soluzioni per riottenere i loro risparmi. Giudichiamo un colpo di Stato, uno scandalo, un'ingiuria alla democrazia e alla storia dell'Italia. Io penso e spero che tutti i cittadini insorgano, perché questo crea un precedente gravissimo per quello che sarà il futuro del nostro Paese, non solo dal punto di vista applicativo di queste norme confuse e redatte dalle banche, ma anche dal punto di vista della democrazia e del rispetto della Carta Costituzionale. Noi siamo convinti che la verità e la giustizia prima o poi trionfi, per cui non ci fermeremo, se non sarà il prossimo governo sarà quello dopo. Di certo è che in un meccanismo di ricatti incrociati e di rimborsi a fronte del silenzio come quello che si sta verificando, la nazione e lo Stato non ha un futuro. Certo, l'operazione Intesa aumenta la convinzione di essere stati truffati. Un funerale per me e mia moglie. Per non rompere le palle ai nostri figli abbiamo pensato di accantonare qualcosa per il giorno che verrà. Volente o nolente arriverà anche quel giorno. Allora abbiamo pensato di investire 15.000 euro in totale per avere un degno funerale e una damigiana di vino per i nostri ragazzi. E così non è andata. Ci hanno rubato tutto. Dei ladri in guanti bianchi. E oltre che contro il governo, la rabbia punta sui dipendenti delle due banche venete. Mia madre di 83 anni ha perso 50.000 euro, disabile in casa di riposo, ormai la storia è nota. E quella schifosa che ha tenuto solo azioni, perché alla fine per pagare tutto abbiamo venduto tutti gli altri risparmi e abbiamo dovuto tenere le azioni perché erano invendibili. Praticamente questa signora, per non dire altro, ladra, andrà in pensione, ecco, con 7 anni di anticipo. Ringrazio Padoan, ringrazio il governo, ladroni siete. Dipendenti, insomma, ritenuti complici di quanto è successo. Ma non lo dico come socio, lo dico come cittadino. Io credo che sia davvero scandaloso caricare sulla collettività un pensionamento anticipato di una vastissima massa di dipendenti che prima sono stati la causa del disastro delle banche perché hanno venduto porcheria, poi hanno sostenuto tutte le iniziative delle banche che ci hanno condotto al fallimento e adesso vengono remunerati in questo modo, che non è altro che il prezzo del loro silenzio, perché non vengano a spifferare che cosa è stato fatto di losco all'interno delle banche. È un comportamento del tutto inaccettabile, è una vergogna, questa è una delle più grosse vergogne di cui il Veneto dovrà pagare la colpa. I piccoli soci azzerati promettono così ulteriori iniziative clamorose.